Incontrata a Bugiades, nella periferia di Licata, l'incendio che da 2 giorni divampa, l'incendio di rifiuti, come vedete alle mie spalle è ancora attivo purtroppo. I vigili del fuoco lavorano ininterrottamente da ormai quasi 48 ore, ben 5 squadre dei vigili del fuoco, oltre alla protezione civile, ai volontari e tutta una serie di altri operatori. Però i cumuli di rifiuti sono talmente elevati che domare completamente l'incendio è tutt'altro che semplice. Tra l'altro stamani qui sono arrivati i carabinieri del NOE, il nucleo operativo ecologico, per eseguire dei rilievi per testare la qualità dell'aria. Stessa cosa che sta facendo ormai da ieri mattina l'ARPA regionale, sta eseguendo un monitoraggio per capire quanto la nuvola nera che è sopra la città stia di fatto inquinando, stia di fatto provocando in ipotesi problemi alla salute della collettività licatese. La situazione rimane grave e però nessuno sta lesinando impegno nel tentativo di domare questo incendio e soprattutto restituire la tranquillità che da 2 giorni i licatesi hanno perduto.